Bentornati a questo nuovo aggiornamento. L'inverno torna finalmente su gran parte d'Italia. Vi invitiamo a iscrivervi al canale per non perdere i prossimi video e a seguirci anche su Instagram per le previsioni quotidiane del Veneto. Per quanto riguarda il corso di questi giorni, dopo una domenica instabile, un veloce passaggio instabile ha portato nevicate sotto i 700 metri sulle Dolomiti, ecco arrivare freddo polare artico con una serie di diverse perturbazioni. Lunedì avremo la prima vera perturbazione fredda polare, poi seguita da quella di martedì e mercoledì con nevicate a quote basse soprattutto sulla Lombardia e sul Triveneto. In seguito il freddo polare si andrà a instaurare al centro-sud portando nevicate a bassa quota in Appennino con il rinforzo delle alte pressioni. Invece, come notiamo da questa grafica, avremo temperature in media col periodo inizialmente nella giornata di lunedì, poi andremo sotto la media da martedì in poi con il freddo polare che andrà a riversarsi su tutta l'Italia, soprattutto sulle regioni meridionali. L'ipotesi delle nevicate dalla serata di martedì 17. Vediamo come i settori più esposti dalle nevicate, notiamo, sono la Lombardia e Triveneto, soprattutto sulle prealpi e le pedemontane, dove la quota neve potrebbe stimarsi attorno ai 100-300 metri. Questa è una prima ipotesi che suscita però tante incertezze, mentre la seconda ipotesi, molto più attendibile, mostra come le nevicate si attesteranno tra i 400 e i 500 metri sulle prealpi venete e molto più sotto invece su quelle lombarde, con probabili fiocchi di neve bagnata sulle pedemontane lombardo-venete e sulle alte pianure lombarde. Fiocchi misti a pioggia li vedremo anche sulle altre pianure friulane e con episodi di neve anche sul Piemonte. Comunque il settore dell'estremo nord-ovest rimarrà ai margini di questa perturbazione. Gli accumuli della quota neve non sono ancora stimati in quanto vi è ancora incertezza nella distribuzione delle precipitazioni, potrebbe tutto cambiare da un momento all'altro, quindi vi invitiamo a seguire i prossimi aggiornamenti. In seguito la tendenza mostra il fronte che si era riversato al nord e al centro intensificarsi sul sud Italia, e qui avremo una instabilità più marcata con nevicate a quote basse e episodi di graupel, neve tonda che andranno a riversarsi su quelle aree. Insomma, l'inverno si riverserà e andrà ad interessare tutta l'Italia con il rinforzo delle alte pressioni. Seguite i prossimi aggiornamenti che saranno importanti per le conferme della quota neve.